Bentrovati, benvenuti allo speciale Medicina di Teleacras. Allora, oggi affronteremo un argomento sempre dal nostro punto di vista scientifico e esamineremo anche quali sono, diciamo, gli eventi scatenanti, se mai ce ne fossero, e capiremo anche se stiamo parlando di un disturbo, di un disagio o di qualcosa che può divenire una reale malattia e che forse può colpire anche il giovane uomo, maschio, oppure anche l'adulto o entrambe le categorie nel senso dell'età, ma questo ce lo spiegherà il nostro ospite in studio. Infatti con noi il dottore Gioacchino Leto, urologo, Buonasera. quindi dirigente medico di urologia presso appunto il nostro ospedale di Agrigento. Oggi tratteremo un argomento che ha anche delle implicazioni non tanto facili per quel che riguarda anche il lato psicologico, emotivo di chi ne è affetto, e lei ci spiegherà appunto, come dicevo in premessa, se si tratta di una malattia, di un disturbo che arreca sicuramente un grande disagio, la disfunzione erettile. Che cos'è? Buonasera innanzitutto. Allora, la disfunzione erettile è l'incapacità di avere una erezione e di mantenerla per tutta la durata del rapporto. L'incidenza è in continuo aumento, le prime evidenze si cominciano ad avere già in età precoci per poi aumentare e diventare importanti dopo i 50-60 anni. Le cause scatenanti sono varie, mediamente il deficit erettile non va inteso come una malattia, ma va inteso come un sintomo più che altro, un sintomo dell'invecchiamento del sistema corpo che non è più in grado di offrire, come capita in vari ambiti, una prestazione adeguata alla richiesta del soggetto stesso. Questo quando parliamo dell'individuo di una certa età, in cui si ha una maturità sessuale, insomma, quando c'è l'attività sessuale, esatto. Ma lei parlava anche di eventi precoci di questo disturbo, di questo sintomo? Ultimamente si hanno sempre più ragazzi affetti da questa patologia, dalla mia personale esperienza, perché ancora in letteratura non esiste tantissimo. Io credo che sia associato all'eccessivo utilizzo di droghe fin dalle età più tenere, soprattutto dall'utilizzo della cocaina, che ormai è dilagante nelle nostre zone, associato ad un approccio al sesso estremamente precoce, una slatentizzazione del rapporto e l'utilizzo di farmaci per favorire l'erezione a scopo chiaramente ludico fin dall'età più tenera. No, questo perché il ragazzo oggi soffre della prestazione, dell'ansia da prestazione, sì. Nel mondo digitalizzato in cui tutto è pubblico, chiaramente anche quest'ambito estremamente delicato lo è stato sempre, acquista un'importanza ancora maggiore. Ma i ragazzi che fanno uso anche di droghe leggere come la cannabis potrebbero anche andare incontro a questa situazione nel contesto appunto della propria sessualità? Dare una risposta è un po' difficoltoso, perché bisognerebbe avere dei dati scientifici per dire sì, esiste una causa vera e propria. In generale l'utilizzo di droghe chiaramente non favorisce l'atto sessuale, quello sicuramente. Poi chi fa utilizzo di droghe, soprattutto magari dopo un sabato sera smodato e vuole avere un rapporto successivo, magari associa l'utilizzo di droghe ai nuovi farmaci per l'erezione, creando una condizione che a lungo andare si trasforma in dipendenza, disagio. E quindi diciamo che l'utilizzazione del farmaco per avere una prestazione erettile dal punto di vista sessuale bene non fa, cioè alla fine è un disastro, è un gatto che si morde la coda il più delle volte, no?
Ovviamente nei soggetti che abusano di alcol, ecco, che fanno uso di droghe, addizionano il farmaco e allora lì il circuito diventa da lì. Dipende Insomma, sempre da che utilizzo si fa del farmaco, certo, come per ogni farmaco. Ricordiamo che le 5-fosfodiesterasi, che sono i farmaci per il trattamento del deficit erettile, non nascono come farmaci per il deficit erettile, ma nascono per il trattamento dell'ipertensione sistemica e dell'ipertensione polmonare. Secondariamente si è visto che come effetto collaterale avevano quello di garantire una prestazione sessuale, quindi non vanno demonizzati, sono dei farmaci, farmaci come esistono farmaci per l'ipertensione, per il diabete o per il trattamento di altre patologie, esistono dei farmaci per il trattamento del deficit erettile, che se utilizzati nella maniera giusta non hanno grossi effetti collaterali e sicuramente migliorano la qualità di vita del paziente, che poi è il fine ultimo dell'atto medico. Certo, ma la disfunzione erettile, quindi l'incapacità, l'impossibilità, l'impedimento, nel senso della difficoltà, no? Dell'erezione, anche nei giovani e nei ragazzi, ecco, rimuovendo la causa scatenante, che in questo caso la stiamo un po' identificando, anche se certezze assolute non ce ne stanno, perché dove si esagera c'è sempre un problema, un danno, però ecco, rimuovendo determinate cause si può ripristinare la funzione erettile? È dipendente da queste cause? Oppure quando si entra in questo circolo purtroppo non se ne esce più? Assolutamente sì, va fatta una grossa distinzione tra cause organiche e cause psicogene. Esatto. Se persiste una causa organica è chiaro che la risposta è no. Se la causa è psicogena, con una corretta terapia e con uno svezzamento progressivo dal farmaco è assolutamente possibile, associata anche ad una terapia psicologica, che è estremamente importante in questi casi. Sì, certo. E allora andiamo anche un po' a diciamo, annoverare tra le cause nel soggetto invece maschio adulto la prostata. Credo che questa ghiandola si trovi in un posto che abbia delle funzioni regolatrici anche per quel che riguarda l'erezione, l'eiaculazione, la minzione. Potrebbe intervenire anche nella disfunzione erettile nell'adulto? In parte è una concausa, sicuramente una prostatite, quindi un'infezione alla prostata, un'ipertrofia prostatica, non sono compagni di una buona funzione erettile, ma non è detto che un uomo che soffre di ipertrofia prostatica non abbia delle buone prestazioni, questo ecco, sicuramente non è d'ausilio, però insomma consideriamo che le due cose vanno di pari passo. Mediamente a soffrire di ipertrofia prostatica è l'uomo che ha compiuto 50-60 anni e contemporaneamente il deficit erettile compare intorno a quell'età, mediamente. È un adulto, ma in realtà con la vita media biologica dell'uomo che si è allungata di 10 anni, a 50 anni ancora è un giovane adulto. È un giovane, assolutamente. Quindi diciamo sì. che si deve provvedere alla risoluzione del problema, perché effettivamente credo che anche psicologicamente sia frustrante, insomma, avere un problema del genere, che sia organico, che non lo sia. Ma che cosa si fa a quel punto? Sia nel caso del giovane che dell'adulto, se dovessero avere questi problemi di disfunzione erettile, che cosa devono fare? Quindi la diagnosi passa prima di tutto attraverso una buona visita che possa identificare i fattori predisponenti e la gestione e la cura di questi, quindi la presenza di un'infezione, la presenza di una fimosi che è corretta sicuramente migliora. Cos'è la fimosi? La fimosi è la presenza di una cute prepuziale esuberante. Esuberante, cioè è una chiusura delle glande, sì, che non facilita l'erezione, quindi sicuramente. Quindi, prima di tutto la risoluzione di queste piccole problematiche. Una buona chiacchierata col paziente è sempre di grande ausilio, perché una prestazione sessuale, ripeto, passa da una buona condizione sistemica del soggetto, quindi un adeguato controllo della pressione arteriosa, un adeguato controllo della glicemia, un adeguato controllo della
un po' di attività fisica non guasta mai, evitare di essere troppo sovrappeso, un'alimentazione regolare. Ripeto, il deficit erettile non va considerata una malattia, ma va considerato un sintomo che il corpo lancia per dire che tutto non gira come dovrebbe. Quindi correggiamo le varie concause per risolvere il problema. Se questo non è sufficiente, introduciamo la terapia farmacologica. Esatto, e allora, ma esiste soltanto la terapia farmacologica, a parte la chirurgica, credo, per le fimosi, no? Nei ragazzi, di solito certo, la fimosi è del ragazzo. Ma Però, dottore, ne approfitto un attimo per aprire una piccola parentesi. Ci sono tanti ragazzi che hanno questo problema, ma da cosa dipende? Da una cattiva informazione anche da parte nostra? Perché in realtà una mamma dovrebbe coadiuvare questo avvenimento che spesso insomma, si verifica proprio perché non c'è l'accortezza di aiutare gestione fin dall'infanzia. No? Ecco, qualcuno addirittura diceva non va toccato l'organo sessuale del bambino, poi quando è grande si risolve tutto. Non è vero, perché arrivano a 17 anni con la disperazione negli occhi. Tra l'altro credo che ci sia anche poi un trauma che devono subire anche dopo l'intervento, è una parte molto delicata, no? La pubertà e l'approccio ai primi rapporti chiaramente non sono una fase semplice per qualunque ragazzo. Una condizione che non predisponga ad un atto, definiamolo naturale e semplice. Quindi un consiglio che possiamo dare è quello di aiutarli questi figli, no? Parlare con i figli. Io il consiglio che darei ai genitori è gestire il proprio figlio come già si fa da tempo con le bambine. C'è un'attenzione legata chiaramente ad un'abitudine che non è stata creata negli ultimi anni, c'è un'attenzione maggiore verso le bambine. La mamma porta la bimba a fare la prima visita ginecologica in età estremamente precoce, questo non accade mai per il bambino, o molto raramente. Il bambino andrebbe visto nell'arco della crescita per valutare che tutto sia correttamente funzionante e infatti, che lo sviluppo sia stato regolare, che non ci siano problemi, anche perché poi molte volte se questi problemi non vengono identificati ad una tenera età sono poi difficili da gestire. Perché subentra l'infezione sicuramente, no? Magari un'infiammazione. Dipende dal problema di cui si parla. Nel caso della fimosi, se la gestione avviene in un'età precoce, magari con qualche piccola manovra di stretching e l'utilizzo di qualche piccolo presidio, la problematica si riesce a risolvere. Più la diagnosi è tardiva, più l'intervento chirurgico diventa obbligatorio. E qual è l'intervento chirurgico che si esegue? La circoncisione. La circoncisione, ma a volte non si provvede anche uno scollamento prepuziale, necessariamente si arriva alla circoncisione? Quando è possibile sono nel bimbo. Quando ancora i tessuti sono non estremamente maturi. Ma quando hanno 17 anni si provvede. Ma del resto, se non fosse per il problema, sarebbe bene circoncidere un po' tutti gli uomini, perché insomma lo sappiamo tutti, in Israele la percentuale di cancro al pene è zero, perché c'è una maggiore pulizia, una maggiore attenzione. Ecco, diciamo che chi è circonciso viene considerato un po' più fortunato agli altri. Il problema è che non è che mi posso circoncidere così, perché noi la cultura religiosa in tal senso non l'abbiamo, però effettivamente la circoncisione è un momento un pro, obiettivamente è solo un pro. È solo un pro, però diciamo che non possiamo consigliarla come... Ci sono condizioni nella quale il prepuzio è normoconformato, scorre bene, non è necessario, cioè un'adeguata conformazione deve permettere una buona erezione, una buona esposizione del glande e in secondo piano un'adeguata igiene intima. Esatto. Se quello è ma i ragazzini che hanno la fimosi, insomma 15-16 anni, non possono garantire un'ottima pulizia e forse per questo subentra poi l'infezione, ecco, di cui parlavo prima io. Le infezioni sicuramente,
e a lungo andare questi processi infettivi favoriscono lo sviluppo, come dicevi, del tumore, che non esiste in quelle popolazioni nella quale per motivazioni religiose la circoncisione è un obbligo, un'usanza. Esatto, è proprio così. Anzi, ne approfitto per consigliare a tutti i genitori che ci stanno ascoltando di provvedere alla vaccinazione contro il papillomavirus, che Giusto, è veramente, giusto, cioè giusto. finalmente la scienza medica ha scoperto un tumore riconducibile ad un virus. Conosciamo la causa di un tumore, perché sugli altri possiamo dire l'alimentazione, la vita che conduciamo, ma per quel che riguarda il carcinoma dell'ano, il carcinoma del pene, il carcinoma orale, il carcinoma della cervice uterina, è lì si parla di papillomavirus, quindi la vaccinazione è estremamente importante. Farla in età precoce. Anche perché in un maschio il papilloma, che spesso si esprime attraverso la formazione dei condilomi, non si vede perché si va a localizzare nell'uretra, dentro l'uretra, quindi a volte è difficile. Raramente sì, raramente può anche capitare che siano endoretrali, ma nella maggior parte dei casi i condilomi o creste di gallo, come dire, si voglia, vengono riscontrate sull'asta, quindi sono di diagnosi quindi si notano un po' immediatamente, più, sono anche molto brutte queste escrescenze da guardare. Esteticamente sì, oltre a essere chiaramente contagiose. Esatto, e allora ritorniamo alla disfunzione erettile, quindi abbiamo parlato del fatto che può essere un sintomo e non una malattia, quindi legata a tante altre cose, che può colpire il giovane come può colpire l'adulto. Quindi a questo punto una buona anamnesi, un buon rapporto col proprio medico, parliamo sempre con i medici e dopodiché cosa si fa? Si rimuove la causa e se la causa non la ritroviamo e c'è questo problema non si interviene chirurgicamente o si può intervenire chirurgicamente? L'ultima spiaggia nell'ambito della terapia del deficit erettile è la chirurgia. Ecco, parliamone. Allora, odiernamente esiste l'impianto protesico già da circa 30 anni, con la chiara evoluzione delle protesi utilizzate. Questo è un sistema che consente in maniera ottimale di curare un deficit erettile di origine variabile. Ovviamente grave a questo punto. È da considerare l'ultima spiaggia. Sì. Quando le ho provate tutte e comunque non riesco ad ottenere il risultato tanto agognato, faccio ricorso alla chirurgia. Può essere una chirurgia del giovane nelle cause vasculogeniche di fuga venosa, può essere una causa dell'adulto nei pazienti che non riescono più ad avere una erezione adeguata per via di vasculopatie di vario genere, penso ai grandi diabetici. Ma ci sono anche i 55 anni, i 60 anni che magari per un adenoma prostatico subiscono un intervento sulla prostata. Per un adenoma prostatico no, per una prostatectomia radicale sicuramente sì. Cioè c'è questa possibilità che vengano colpiti i nervi durante l'intervento e quindi venga persa la funzione erettile del soggetto, no? Assolutamente sì, la prostatectomia radicale, che è l'intervento che viene eseguito con diverse tecniche per asportare la prostata in presenza di un tumore, può determinare una lesione delle strutture nervose che purtroppo ne fanno parte. Dottore Leto, l'erezione. lo sa che questa è la grande paura di tutti gli uomini che devono subire un intervento alla prostata. Sì, va fatta una distinzione però. Facciamola. La terapia dell'ipertrofia prostatica è completamente diversa dalla terapia del carcinoma prostatico. Certo. Esistono varie metodiche di approccio all'ipertrofia prostatica, ma quasi mai queste metodiche determinano deficit erettile. E invece la demolizione totale La demolizione totale è un'altra tipologia, l'asportazione completa, la prostatectomia radicale è un altro tipo di intervento e quello ha come... Che cos'è un impianto, una protesi peniena? Ecco, si chiama così, no? Assolutamente sì. Cos'è? Com'è? Allora, è un device che è introdotto... Spieghiamolo, magari non tutti sanno cosa significhi il device. Il device è un prodotto, più semplicemente un prodotto che introdotto all'interno del pene simula un'erezione. Esistono vari tipi di protesi, quelle di ultima generazione sono le protesi tricomponenti che, non alterando nella maniera più assoluta lo schema corporeo,
perché dall'esterno non si vede assolutamente niente, garantiscono una erezione a comando, se così, se così vogliamo dire. Esatto, lo sa che molti pensano, anche perché non siamo tutti eruditi al riguardo, che protesi del pene possa significare demolizione del pene, è diciamo un impianto di un similorgano, ecco, mettiamola così. Invece no, è un qualcosa che si incannula dentro. Sì, ripeto, ecco. L'aspetto estetico esterno non viene in alcun modo alterato. La protesi è composta essenzialmente da 3 porzioni, dei cilindri, quindi dei cilindri che vanno introdotti all'interno dei corpi cavernosi, sì. Un reservoir che è semplicemente un contenitore e una pompetta che permette il passaggio del liquido contenuto nel reservoir all'interno dei cilindri quando il paziente desidera un'erezione e il passaggio del liquido dai cilindri all'interno del reservoir quando il paziente ma è vuole funzionale tornare. davvero, dottore Leto? Assolutamente sì. Scusi, ma la pompetta ci pensa direttamente l'individuo? No, perché c'è stato un politico famoso che insomma si parlava di questa pompetta. Ecco, questa pompetta dove si tiene, dottore Leto? Ecco, infratesticolare. Ah, infratesticolare. La ma dove appoggia? Ecco, all'interno della sacca scrotale, tra i due testicoli. Ecco, quindi è tutto all'interno. Tutto all'interno, all'esterno non c'è nulla. Nulla. Quindi all'esterno non c'è nulla. Lo schema quindi l'intervento prevede sia l'intervento sul pene sia sulla sacca scrotale. L'intervento è primariamente sul pene, nel senso che all'interno dei corpi cavernosi, che sono 2 cilindri che consentono l'erezione, vengono inseriti i cilindri protesici. All'interno della sacca scrotale, precisamente tra i 2 testicoli, viene inserita la pompetta, che è una dimensione contenuta 1,5 centimetri all'incirca, piccolissima. E il reservoir, che nella tecnica da noi usata viene posizionato in sede laterovescicale. Ecco, quindi insomma, diciamo che questo è un intervento d'avanguardia, no? È un intervento che ai giorni nostri è diventato ormai rutinario. Il device, il prodotto, la protesi è ormai di elevata qualità, nel senso che garantisce... Appunto, quanto dura la protesi? Dura, non esiste una rimozione in tempi brevi. Tranne che per malfunzionamento. Ok. 3-4% dei casi viene rimossa per malfunzionamento. Dottore Leto, ma è doloroso l'intervento? No. Si fa in anestesia totale, locale? Spinale. Spinale, come ormai dura circa un'ora. Ormai anche questa è diventata routine, insomma, come pratica anestesiologica. E quindi, insomma, non è... E il post-intervento invece? Leggermente doloroso, ma niente che non si possa gestire con una normale terapia antalgica. Cioè, è il classico post-intervento doloroso che ha il tempo che, insomma, che passi, insomma. Un minimo di dolore gestito con un po' di antinfiammatori e... niente di traumatico. Ad Agrigento, quindi questa è una tecnica che viene applicata, utilizzata abbastanza frequentemente? Noi da un paio d'anni abbiamo istituito l'Agrigento Men's Health, che è un progetto che parte dalla collaborazione del primario, del dottore Ruoppolo, col professor Antonini, che in Italia credo sia probabilmente uno dei principali esperti nell'impianto delle protesi peniene componenti. Tramite il tutoraggio del professor Antonini noi abbiamo iniziato a posizionare le protesi anche ad Agrigento, anzi sfrutto l'occasione per sottolineare come ad Agrigento sia possibile posizionare una protesi peniena non spendendo nulla, quindi a totale carico del sistema sanitario, cosa che raramente è possibile nel resto d'Italia. E allora, protesi peniena per le disfunzioni erettili. Allora, l'ultimo messaggio che dobbiamo inviare a chi ci ascolta e ci guarda attraverso il piccolo schermo, a chi ci si rivolge, la figura professionale, chi è? Cioè, dove dobbiamo andare? L'urologo.
urologo, chiaramente, e quindi esponendo il problema. poi l'urologo insomma fa intraprendere un percorso per arrivare da voi in ospedale. Si intraprende un percorso con il paziente, ripeto, la protesi è l'ultima spiaggia si arriva dopo aver fatto tante considerazioni, dopo aver spiegato adeguatamente al paziente i pro e i contro dell'intervento, cosa comporta, l'accettazione da parte della partner dell'impianto della protesi. Molte volte infatti la discussione diventa, se così si può dire, collegiale, cioè urologo con la coppia. E allora cosa si sente di dover consigliare? Intanto a tutti i ragazzi che si trovano in difficoltà a 17 anni, non per uso di alcol e droga, ma perché hanno un problema, così come ha detto lei, di fimosi, ecco, cosa dobbiamo consigliare? Devono aver paura? Abbandoniamo la vergogna e i tabù e facciamoci vedere dall'esperto dell'ambito. Una visita è assolutamente utile, non dico indispensabile, ma sicuramente utile per risolvere il problema, ma per avere una cognizione adeguata del problema stesso. Quindi prima di ricorrere a risoluzioni fai da te, ricerche su internet, consigli da palto dell'amico. Giusto, grazie dottore Leto, è stato un piacere. È stato esaustivo, ci ha spiegato delle cose che hanno anche una loro delicatezza, no? Concettuale, di espressione, di comunicazione, ma che ben venga la comunicazione, anche perché nasconderci dietro il dito che la sessualità non sia una componente importante della vita quotidiana di ognuno di noi sarebbe un grande errore. Non serve a nulla. Esatto, una grande falsità. Grazie dottore Leto. Grazie a voi. Alla prossima puntata e ciao ciao. Arrivederci. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up in cotton wool